Allora, ci troviamo a Portogruaro in compagnia di Antonio Bertoncello, sindaco di Portogruaro, nonché candidato consigliere regionale per il Partito Democratico. C'è appena stata alcuni minuti fa la riconsegna alla cittadinanza di Piazzetta delle Erbe dopo circa 4 mesi di lavori di riqualificazione. Mettiamo un'altra tacca sul fucile, come è solito dire l'assessore Luigi Villotta quando ci sono le inaugurazioni qua di opere pubbliche. Grazie signor Sindaco, un'altra attacca sul fucile è stata messa. Siamo sull'attacca Inaugurazioni qua di opere pubbliche. Sì, diciamo che anche questo è un pezzo di città che noi riconsegniamo riqualificato e, come si può vedere, un intervento molto ben fatto, molto ben realizzato e che si inserisce bene nella Piazza della Repubblica assieme alle altre due piazze, Piazza Catinari e Piazza San Marco, che sono state recentemente ristrutturate. Questo è l'ultimo degli interventi che riguarda il centro storico. Lo abbiamo ricordato prima, il prossimo peraltro sarà l'ultimo stralcio di Piazza Marconi con un investimento di circa 2 milioni di euro e con risorse minimali del Comune di Portogruaro. Sono tutti interventi che abbiamo avuto da enti sovraordinati e questo dimostra quanto l'amministrazione comunale e i tecnici hanno lavorato per poter raggiungere questi importanti obiettivi. Noi, l'ho detto anche altre volte e spero di non ripetermi, con l'intervento sull'Arco del Fondaco, con l'intervento nella chiesetta di Sant'Ignazio, con l'intervento sulla colonna Marciana, con la ristrutturazione del pozzo del Pilacorte, con Piazzetta Sant'Andrea, con Piazzetta delle Erbe, Piazza San Marco, Piazza Catinari, Piazza Marconi, noi crediamo di avere veramente abbellito la nostra città e aver dato un contributo alla vivibilità e alla, come posso dire, alla valorizzazione di questa straordinaria città a cui tutti vogliamo bene. Ma i lavori qui in Piazzetta delle Erbe sono conclusi o ci sono ancora alcune cose da sistemare? Lei si riferisce alle panchine? Ovviamente No. mancano ancora le panchine perché stiamo aspettando l'autorizzazione della sovrintendenza e la Piazza delle Erbe, così come la vede, è terminata. Ci sono ancora alcuni interventi, ma non qui, nelle parti vicine, che sono quelle vicino al retro del fianco del municipio, che oggi sono asfaltate e che l'ambizione sarebbe quella di ristrutturarla così come abbiamo ristrutturato altri pezzi di questa città. Lei non so se si ricorda, metà febbraio lei aveva promesso che sulla pavimentazione di Piazzetta delle Erbe sarebbe stata inserita una targa che riportava il nome di Piazzetta delle Erbe, però questa sera io non l'ho vista. Allora, quando abbiamo parlato a febbraio avevamo dato indicazioni alla struttura di valutare se era necessario fare l'identificazione così come abbiamo fatto su Piazzetta San Marco e Piazzetta Catinari, ma mi è stato detto che l'identificazione verrà fatta non attraverso l'identificazione sul pavimento, ma attraverso una segnaletica più confacente al periodo di questa piazza. Questa è una piazza, come abbiamo detto prima, del 29, non è una piazza antica e quindi sarà denominata Piazzetta delle Erbe con la cartellonistica che è propria della città di Portogruaro.